Ancora al parcheggio dei pullman di Piazza Vittorio Veneto. E questa volta abbiamo seguito un pullman che dopo la discesa dei passeggeri è ripartito attraversando Ponte alla Vittoria e si è diretto verso Viale Talenti, cioè verso il tracciato indicato per raggiungere l'area di sosta di Via Piombino, secondo le procedure stabilite dalla società Servizi alla Strada. Invece ha proseguito per Viale Etruria e dopo aver preso il viadotto del Ponte all'Indiano, alla prima uscita ha proseguito in direzione di Via Simone Martini per fermarsi all'altezza di San Bartolo a Cintoia. Non sappiamo se abbia sbagliato strada, ma sappiamo che all'area di sosta di Via Piombino non è mai arrivato e chissà che tragitti ha fatto per la città, prima di tornare nel tardo pomeriggio al piazzale delle Cascine a riprendere la sua comitiva. Una cosa è sicura: lungo le sue peregrinazioni urbane ha contribuito sicuramente a congestionare il traffico urbano e aggravare l'inquinamento atmosferico di Firenze. E per questo ci sembra lecito denunciare un sistema di mobilità che propone l'alternativa ecosostenibile del trasporto su ferro con le tranvie e poi non ferma ai loro capolinea i pullman turistici e li fa circolare lungo tutto il perimetro dei viali fino al centro storico.